E poi si dice che il 17 non porta male. Domenica 17 giugno doveva essere una giornata di grande festa, oltre 4.000 persone sugli spalti del vecchio stadio Esteneto, come non si vedeva da oltre 20 anni, ed invece si è trasformata in dramma. Come nel tennis, l'Acragas ha avuto il braccino corto, ha avuto paura di vincere. Il minuto 78 verrà ricordato a lungo dalla tifoseria biancazzurra che fin dalle prime ore della mattinata di ieri si è recata allo stadio. L'attesa è stata grandiosa, forse questo alla fine ha caricato ulteriormente di tensione la squadra. Il 17 giugno per i tifosi dell'Acragas è diventata una sorta di 5 maggio come quelli dell'Inter. A un passo dal traguardo la caduta e il risveglio è stato amaro. Quel 2-2 del match maturato all'andata ha reso più difficile paradossalmente il compito dei ragazzi di Montalbano. In tanti avranno pensato forse era meglio perdere, a quel punto sarebbe stata preparata una gara d'attacco. Eppure almeno sulla carta, formazione alla mano, Montalbano se l'è voluta giocare a viso aperto, senza barricate, anche perché la Cavese il gol lo trova sempre. Con Guastella, Marasco e Bernardo, l'Acragas a trazione anteriore ha cercato di fare paura ai campani nei primi minuti, ma dalla tribuna si è avuta la sensazione che era meglio pensare a difendere che offendere. Non riuscendo a trovare la via del gol nei primi 45 minuti, solo qualche conclusione dalla distanza di Semprevivo e qualche mischia sul tiro da fermo, anzi rischiando di subirlo visto che la Cavese ha colpito anche una traversa, all'intervallo forse la squadra ha cominciato ad avere paura. Nella ripresa, dopo pochi minuti, la Cavese ha preso il comando delle operazioni, il centrocampo biancazzurro ha faticato fin da subito e proprio in quel momento forse Montalbano ha commesso un errore che alla lunga equivale a un suicidio. Uscito Bernardo dopo 10 minuti, anziché inserire Sant'Angelo, era meglio immettere Borrelli, un uomo d'ordine, in grado di tamponare e rilanciare l'azione. L'Acragas per ben 30 minuti è rimasta in balia dagli avversari, che a onor del vero non è che abbiano fatto chissà che, ma si è avuta la sensazione che dai e dai, alla fine il golletto lo si poteva prendere. E proprio da un pallone rubato a centrocampo gli ospiti hanno costruito l'azione che è culminata con il penalty decisivo. Lupico si è liberato con una finta di Russo che anziché tamponarlo ha allungato il piede colpendo l'avversario proprio sul piede d'appoggio. L'arbitro, che in temi di Viterbo, apparso incerto e anche scadente per un confronto del genere, non ha avuto esitazione indicando il dischetto. Claudio De Rosa, fratello di Gero che ha indossato la casacca biancazzurra per diversi anni e che attualmente risiede nella città dei Templi per aver sposato una grigentina, con freddezza ha insaccato. Casella ha indovinato il lato, ma il tiro è stato troppo angolato. Quella rete ha rotto l'equilibrio e ha tramortito l'Acragas che non è più riuscita a reagire. Negli ultimi 10 minuti i biancazzurri erano sulle gambe, le idee appannate e gli oltre 30 gradi hanno ulteriormente annebbiato la vista. Vince la Cavese che giustamente fa festa e riceve gli applausi a scena aperta di tutto lo stadio, una manifestazione di maturità del pubblico agrigentino che comunque ha applaudito parecchio anche la propria squadra. Peccato perché ci siamo persi uno spettacolo da 1000 e una notte, con quel pubblico, con quel tifo, in caso di promozione sarebbe successo qualcosa da raccontare in futuro ai nipotini. Incassato il colpo, la società biancazzurra ha reagito prontamente, il presidente Castronovo e il direttore generale Alessi hanno promesso che verrà presentata domanda di ripescaggio. Con un pubblico così non è possibile che l'Acragas, anche l'anno 21, debba disputare il torneo d'eccellenza. Questa città merita la quarta serie. Quando constatiamo che squadre che militano in Serie B non riescono a portare allo stadio la domenica più di 2000 persone, viene la rabbia. Ma il lavoro, se ben fatto, con tanto amore, alla lunga dà i suoi frutti. Chissà, una porta si è chiusa, ma se ne aprono 10. Finalmente l'Acragas ha una società seria sotto tutti i punti di vista.